Le conclusioni che traiamo da questa analisi è che i bambini sono molto meno suscettibili all'infezione. Se entrano in contatto, in qualche modo si infettano, è un'infezione transitoria di cui loro non se ne rendono conto. Questi i primi risultati dello studio sui bambini e ragazzi di VO. La fascia di età è da 1 a 18 anni, dopo 2 serie di tamponi e lo screening seriologico. Su 257 bambini da 1 a 10 anni, di cui 15 esposti al virus perché in casa avevano familiari infetti, solo 2 con l'esame del sangue si è scoperto che avevano sviluppato gli anticorpi del virus. Negli adolescenti invece è più facile risultare positivi. Gli adolescenti da 12 a 18 anni sono ugualmente molto più resistenti degli adulti, però bisogna dire che in alcuni casi si ammalano, nel senso che sono positivi al tampone e fanno anche anticorpi, in modo particolare nelle fasce più alte d'età, verso i 16-17 anni. Il professor Crisanti, che tra poco pubblicherà il suo studio sulla popolazione di voi uganeo sulla rivista scientifica Nature, è intervenuto a Palazzo Moroni per alcune riflessioni sulla riapertura delle scuole. Per la ripresa sono indispensabili 2 azioni: arieggiare le aule almeno 5 volte in un'ora e lavare spesso le mani. Azioni di buon senso. I plexiglass invece, secondo Crisanti, potrebbero ostacolare proprio il riciclo dell'aria. Per gli adolescenti sono poi necessari mascherine e distanziamento, che però non si possono attuare con i bambini piccoli dei nidi e delle materne. Per questo, dice Crisanti, è necessaria la sorveglianza personale, evitando assembramenti di genitori e monitorando il personale scolastico. Evitare che bambini con febbre entrino a scuola, perché questi chiaramente creano un allarme sociale. Quindi sono d'accordo che vengano fatto lo scanner della temperatura ai bambini. Altro aspetto importante per prepararsi, credo che tutti dobbiamo fare la vaccinazione per l'influenza, perché questo è un fattore confondente veramente importante. Perché se si prendono l'influenza, specialmente all'inizio, è quasi impossibile fare una distinzione. Un consiglio riguarda poi anche la situazione dei neonati. In modo particolare negli asili nido non metterei i bambini sotto una novità, perché purtroppo si ammalano e non si sa, perché da un anno in poi sono molto più resistenti. Non esiste un rischio zero, conclude Crisanti, ma solo un rischio accettabile. Nessuno può prevedere con certezza un ritorno dei contagi in autunno, ma potrebbero trattarsi di microfocolai arginabili con microzone rosse di dimensione familiare.